Vantaggi, svantaggi, modalità e tempistiche. Per parlare dell'autonomia del Veneto sono questi i punti cardine che necessitano di una riflessione. E così è stato oggi a Negrara, dove a margine dell'incontro organizzato dalla Lega insieme al candidato sindaco Marco Andreoli, il ministro degli affari regionali Erika Stefani ha riportato l'attenzione sui requisiti delle regioni richiedenti e sulle criticità da affrontare. L'autonomia delle regioni nasce proprio da questo, da questa capacità di amministrare. Allora, quando si porta i centri di decisione più vicino ai cittadini, aumenta la responsabilità dell'amministratore, aumenta anche la possibilità per lui di rispondere nei confronti del suo territorio, ed è quelle le richieste che vengono fatte appunto da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, dalla Liguria, dalla Toscana, da Umbria, Marche, la Campania. Vuol dire diamo una risposta al territorio, cerchiamo di far sì che queste regioni, e le regioni non sono solo dei confini segnati in una mappa, ma sono dei contesti che nascono da tradizioni, da eccellenze locali, da capacità locali, e noi con l'autonomia vogliamo semplicemente dare una risposta a queste. Mi dispiace che forse questo principio, tra l'altro, inserito in Costituzione con un chiaro articolo della Costituzione, vedo che un po' va a rilento. Mi dispiace che rientri in una dialettica di conflitto politico, mentre si dovrebbe guardare quelle che sono veramente delle richieste chiare, serie, delle risposte di buon senso, e cerchiamo di essere concreti, allontaniamoci da logiche di la bandiera invece che non andare a solleticare, a creare delle discussioni, dei conflitti inesistenti. Allora, il presidente Zaia ha fatto una battaglia per i veneti, non sono battaglie personali, è una battaglia per i veneti, perché le percentuali che abbiamo ottenuto al referendum, che si sono ottenute al referendum, non sono una questione solo di bandiera della Lega, è una bandiera della gente, una richiesta del Veneto che proviene anche dalle categorie, proviene dalla società civile. È un argomento centrale per noi, e penso che lo sia stato chiaro. Il messaggio è stato dato a giugno dell'anno scorso, quando sono stati assegnati i dicasteri, e è stato assegnato un ministero come quello degli affari regionali e le autonomie ad una leghista veneta. Io penso che il messaggio sia abbastanza chiaro. La bozza di intesa gliel'ho trasmessa ancora il 2 di ottobre dell'anno scorso, poi è stata diramata ai vari ministeri per avere un riscontro di tipo politico. A febbraio io ho redatto un testo dove di una colonna ho evidenziato le parti sulle quali si è trovato un accordo con i ministeri, sulla destra i punti, i nodi politici sui quali invece non si era trovato l'accordo. Quei nodi politici ci sono ancora oggi. Io ho chiesto un appuntamento al Presidente Conte per chiedere una presa chiara di posizione, perché il tema, è inutile che stiamo a parlare adesso se si farà o meno un dibattito in aula, come si farà, come non si farà. Noi siamo a disposizione. Quello che sarà la decisione di Presidente di Camera e Senato sarà una decisione sacrosanta, ma ovviamente prima c'è ancora un accordo, qualcosa deve uscire dal Consiglio dei Ministri, e questo qualcosa per me c'è già, si può sottoporre benissimo ai pareri di Camera e Senato, poi saranno i parlamentari che diranno quale sarà la loro opinione.